preso al volo il sindaco di Portotolle, Roberto Pizzoli. Chiediamo, la manifestazione di domani a Venezia vede protagonisti anche i pescatori del Delta, cosa sarà e cosa chiederete appunto a Venezia? Sì, andiamo a Venezia, praticamente tutte le marinerie anche dell'Emilia Romagna, ho visto anche la giunta di Rimini, ho visto insomma oltre naturalmente le marinerie vicine, quelle di Goro, Porto Garibaldi, Comacchio eccetera, sono tutte unite insieme naturalmente a quelle venete, alle associazioni di categoria, quindi naturalmente Federcopesca, Lega Pesca, Coordinati di Pesca, tutte le associazioni di categoria e tutte le cooperative. Noi sai benissimo che a Porto Tolle siamo rappresentati soprattutto sulla flotta diciamo della marineria di Pila, quindi parlo della cooperativa Pila e della cooperativa Pila Mare. Andremo a Venezia a fare una manifestazione, si chiama hashtag Salviamo la pesca, e naturalmente per le contraddizioni che l'Unione Europea sta mettendo, ne parliamo ormai da diversi anni, nell'Adriatico è sempre più difficile pescare, lo sforzo di pesca è sempre più ridotto sia per le restrizioni che ci sono e sia anche per l'allungamento in questo caso del fermo pesca biologico che vogliono fare, che vogliono allungare di un periodo molto importante ad aggiunta di quello già esistente di agosto, e quindi mettendo in crisi un comparto che naturalmente già vive le sue difficoltà, ma che naturalmente è uno dei settori di traino diciamo, dell'Italia costiera. Ecco, un'Europa che non capisce probabilmente le esigenze di un Adriatico e della nostra marineria. Secondo lei c'è una debolezza politica da parte nostra in Europa o cosa? Guarda Leandro, ne parliamo da diverso tempo di questa questione, probabilmente gli stati, soprattutto quelli nord europei, sulle politiche del settore primario, agricoltura e pesca, un po' per il numero naturalmente che hanno anche di componenti all'interno del Consiglio europeo, perché sai che non tutti gli stati non sono rappresentati in ugual misura, sia un po' per le caratteristiche diverse che hanno rispetto all'Italia, spesso e volentieri fanno la voce un po' da padrone su quelle che sono poi le direttive, nonostante parlo in maniera trasversale, più di qualche buon amministratore che abbiamo comunque in Europa, però è troppo poco e siamo comunque condizionati e direi anche spesso anche vessati dall'Unione Europea, che ci costringe a delle scelte difficili per quello che è il settore non solo della pesca ma anche dell'agricoltura in Italia.